Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera mi viene da dire davvero che spettacolo il mainstream di sinistra che si strugge per le banche, è veramente uno spettacolo imperdibile. Ma andiamo con ordine, facciamo due premesse. Prima premessa, chi vi parla è di modesta ma incrollabile cultura liberale. A me l'espressione extra profitto non piace, anzi la trovo un'espressione orrenda se riferita all'economia reale, se riferita a una dinamica di libero mercato, se riferita a un'azienda, sia essa un colosso o una piccola media impresa, un professionista, una partita IVA, insomma uno che si dibatte nella trincea dell'economia reale, che ottiene dei profitti. Non esiste extra in questo senso sarebbe una espressione che oscilla tra il moralista e il sovietico. Seconda premessa, le banche, che sono, come dire, tanto difese, custodite dai compagni 5.0, in questo momento soprattutto non fanno parte dell'economia reale tout court, e non sono inserite in una dinamica di libero mercato, perché le banche in questi ultimi anni hanno fatto tantissimi profitti non perché un imprenditore ha investito, rischiato e conseguito successi, ma perché un organismo diciamo metastatale, la Banca Centrale Europea, ha alzato fortemente i tassi di interesse, quindi una decisione diciamo politica dirigista che viene da un organismo che ha sede a Bruxelles e che a cascata ha innescato una valanga di profitti per le banche, le quali non hanno alcun merito su questi profitti e se li sono ritrovati per decisione appunto dirigista calata sul libero mercato proveniente dalla Banca Centrale Europea. Chiarito queste due cose, è veramente uno spettacolo che giornaloni di sinistra, del ceto medio progressista riflessivo, tutti scandalizzati perché la manovra colpirebbe le banche. Anche l'opposizione usa questo argomento delle banche. Anzitutto, come ha chiarito anche oggi il ministro Giorgetti, non è una tassa, lui lo ha chiamato un sacrificio, l'espressione non è piaciuta a quelli col sopracciò, un contributo sotto forma di rinuncia a deduzioni che poi sulla cascata diventano maxi deduzioni. Questo contributo di banche e assicurazioni garantisce un introito di 3 miliardi e mezzo che verranno in gran parte impiegati in un innalzamento della spesa sanitaria. Capisco che questo non piaccia al PD e ai suoi accoliti politico-editoriali, perché loro la spesa per la sanità l'hanno sempre e invariabilmente abbassata. Hanno aumentato molto la spesa improduttiva, i bonus, le varie forme di assistenzialismo più o meno mascherato, ma la spesa sanitaria l'hanno sempre abbassata e quindi oggi sono turbatissimi dal fatto che le banche rinunciano a maxi deduzioni in favore di investimenti in sanità. Ma poi la cosa veramente interessante è il cortocircuito culturale definitivo, cioè cos'è diventata la sinistra. Perché un tempo il luogo d'elezione della sinistra era la fabbrica, non la banca. Il tema connotante della sinistra era il lavoro, non diciamo l'extra profitto ottenuto senza merito da parte delle banche. Cioè la sinistra si rivolgeva anzitutto all'operaio, alla persona che anch'essa si dibatteva nella trincea dell'economia reale, proponendo ricette insostenibili, ricette anche controproducenti, proponendo all'operaio il paradiso socialista che era invariabilmente un inferno, mentre l'unico sistema che ha aumentato le condizioni di vita della classe operaia è il sistema capitalistico. Tutto vero, ma almeno in premessa si occupava di vita reale, economia reale e lavoro. Adesso non c'è neanche più questa funzione, cioè adesso il problema è che il centrodestra toccherebbe le banche e questo è il grande argomento contro la manovra. Beh, diciamo, avercene di argomenti del genere mi sembra un punto a favore oggettivamente del centrodestra, ma soprattutto un punto che la dice lunga su cosa sia diventata la presunta sinistra. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto